Bene, buonasera a tutti. Il mio nome è Domenico, sono un militare in congedo dell'aeronautica e il mio servizio di carriera sotto l'aspetto professionale l'ho passato interamente nel servizio meteorologico, assolvendo molteplici e diversificati compiti. Sono entrato nell'arena di questo argomento dopo che una sera, diversi anni fa, mi sono letto un forum su internet di 1100 interventi, di cui il 5%, devo alzare ancora di più la voce? No. Bene, bene. Di cui il 5% erano persone che sapevano quello che dicevano, il 10% era frastornato e non sapeva di che cosa si parlava, l'85% erano affermazioni di disinformatori, di miserabili disinformatori, che l'unico compito che avevano era quello di creare confusione. Ho lavorato in diversi aeroporti, ho espletato diverse funzioni nell'ambito del servizio meteorologico. Questo come breve presentazione. Passiamo all'argomento della serata, che sono appunto le scie di condensazione, quelle vere e quelle false. E parlo di quelle strisce bianche che vediamo dietro il volo dell'aereo. Alcune di queste sono vere, altre sono false e sono comunemente chiamate scie chimiche. Il mio intervento seguirà questa scaletta che voi vedete sullo schermo: specifiche, introduzioni, analisi del fenomeno, dove e come si formano, riconoscimento delle vere e delle false, disinformazione programmata con documenti specifici, considerazioni finali, riepilogo e conclusione. Le specifiche in modo tale che voi possiate capire a cosa mi riferisco e quindi comprendere bene quello che vi dico. Potete leggere sullo schermo. Per semplificare l'esposizione e favorire la immediata intelligibilità, il mio intervento fa riferimento agli aerei a reazione, alla latitudine geografica media di 45 gradi e dalle condizioni normo-meteo-climatiche in quota a livello del volo. Quando si parlerà di scia di condensazione vera, si intende quella che si forma a seguito della esclusiva interazione dei gas di scarico del motore dell'aereo in volo con l'atmosfera. Per scia di condensazione falsa, quando citerò le scie di condensazione false, comunemente conosciute come scie chimiche, si intende la scia che, pur sembrando da terra, per chi lo vede da terra, fuoriuscire dal motore dell'aereo, in realtà non proviene dalla suddetta interazione gas di scarico dell'aereo, del motore dell'aereo con l'atmosfera. Andiamo avanti. L'importanza dell'informazione pubblica su questo argomento è data dal fatto che non tutte le scie di condensazione sono vere, molte di queste sono false scie di condensazione. In sostanza sono vere e proprie irrorazioni atmosferiche per scopi vari, hanno moltissimi scopi che nulla hanno a che spartire con le normali scie vere di condensazione, le quali, quelle vere, sono il sottoprodotto inevitabile dell'attività volativa in determinate condizioni. In marcata sintesi, per quanto riguarda quelle false, si è constatato che la loro composizione, valutata indirettamente, la conformazione e la quota di formazione, sono concretamente non rispondenti alle matrici basilari necessarie per il manifestarsi di tale fenomeno atmosferico. Numero 2. Tali scie, quelle false, hanno valenza di inquinamento speciale, clandestino e dissimulato, sia atmosferico e sia di superficie, implementando già quell'inquinamento comunemente conosciuto che proviene dall'auto, dalle auto, dal riscaldamento, dalle industrie e quant'altro. Inoltre la presenza di anomalie meteorologiche
e la comparsa di patologie umane, a volte anche orribili, ad essere molto probabilmente correlate. Ultimo punto, l'evasivo, bugiardo ed omertoso comportamento delle istituzioni quando in merito sono state interpellate dai cittadini interessati al fenomeno anomalo, dalle associazioni che lo studiano e da molti e seri stimati ricercatori indipendenti, con l'aggiunta delle poche risposte ridicole e menzognere date alle numerose interpellanze parlamentari formulate politicamente trasversali, quindi di qualsiasi partito. Ora, scie di condensazione ce ne sono di due tipologie. La prima non interessa quasi nessuno e sono quelle chiamate dinamiche. Si manifestano a causa dell'interazione delle parti strutturali esterne del velivolo in volo con un'atmosfera abbastanza umida e relativamente fredda, con temperature che vanno da 0 a meno 20, meno 25 gradi. Le scie da motore invece derivano dall'esclusiva interazione, ricordatevelo bene, esclusiva interazione dei gas di scarico del motore dell'aereo in volo con un'atmosfera non più abbastanza umida ma molto umida e non più relativamente fredda ma molto fredda, con temperature che vanno dai meno 30 a meno 35 gradi in poi. E comunque, per come è fatta la nostra atmosfera, non devono presentarsi al di sotto di 20.000 piedi, che sono circa 6.000 metri. Quelle che vedete, quelle strisce che vedete contrassegnate dalle frecce arancione, sono le scie dinamiche di cui vi parlavo prima. Andiamo avanti. Un altro esempio, vedete questo aereo che alle estremità alari durante il volo rilascia delle scie. Queste sono scie dinamiche, non fanno paura a nessuno, non danno nessun problema. Passiamo invece a quelle da motore, eccole qua, quelle che si verificano dall'interazione dei gas di scarico dell'aereo con un'atmosfera molto umida e molto fredda, e di queste parleremo. La domanda: dove si formano le scie di condensazione? Questo che vedete è il nostro pianeta, la Terra. Andiamo avanti. Questa è sempre la Terra con quella fascia blu attorno che è la nostra atmosfera. Qui vedete uno spaccato termico dell'atmosfera con i suoi vari strati. Focalizzate la vostra attenzione su quella indicata dalle frecce arancioni. Quello strato è il primo strato dell'atmosfera a contatto con la superficie, il cui nome è troposfera, che ha un'altitudine rispetto al livello del mare ai poli che vanno dai 6 agli 8 km e all'equatore dai 16 ai 18 km. Adesso nella prossima diapositiva vedrete un dettaglio di questa troposfera. Ecco, la parte bassa dove ci sono le montagne, le nuvole, quella è la troposfera. Ponete attenzione a quella frase evidenziata in giallo, scie di condensazione con due frecce. Quella di sinistra è riferita a 6.000 metri, perché le scie di condensazione in atmosfera non si formano, per i requisiti che ho detto prima, a meno di 6.000 metri. E poi c'è l'altra freccia che indica la troposfera. Quindi quello di cui parliamo questa sera si verifica nella troposfera e comunque non al di sotto di 6.000 metri. Scusate, bevo un po' d'acqua. Abbiamo visto dove si formano, ora capiamo come si formano. Seguite quello che c'è scritto. Il motore dell'aereo in volo brucia una miscela composta di cherosene avio, quindi apposta per gli aerei, per i velivoli, ed aria. A seguito di ciò i gas di scarico molto caldi espulsi dal motore contengono sia un'altissima quantità di vapore acero e sia del particolato molto fine, praticamente nuclei di condensazione. Apro e chiudo una parentesi. Nell'atmosfera senza i nuclei di condensazione non si formerebbero né le nubi
e neppure le scie di condensazione, quindi è un elemento atmosferico molto importante, nuclei di condensazione, o possiamo chiamarlo anche particolato fine, il quale assume la funzione di nuclei di condensazione. Questo continuo meccanismo può portare alla destabilizzazione fisica della fascia d'aria interessata dai gas di scarico dell'aereo, innestando di conseguenza gli stati fisici della saturazione, successivamente della condensazione del vapore acqueo in minutissime goccioline d'acqua che nel frattempo si sono aggrappate ai nuclei di condensazione e li hanno rivestiti, le quali rendono visibile la scia, le quali solidificano immediatamente, perché a livello del volo, dove appunto vola l'aereo, abbiamo temperature che vanno dai meno 30, meno 40, meno 50, meno 60 gradi centigradi, e comunque la formazione non deve avvenire a meno di 6.000 metri, sempre a 45 gradi di latitudine e in condizioni meteoclimatiche normali. In sostanza la scia bianca che vediamo formarsi dietro i motori dell'aereo in volo è costituita dal ghiacciamento del solo vapore acqueo contenuto nei gas di scarico ed è quindi formata solo da idrocristalli di ghiaccio, in poche parole acqua ghiacciata, solo e solamente questo. Ed è assolutamente normale che questa scia possa formarsi, non che deve formarsi per forza, può formarsi. Così ti riposi anche un attimo la voce, anche se questo microfono credo che non sia ideale. Comunque volevo ricordare che i gas di scarico che escono dalla turbina hanno un'altissima temperatura, dai 500 gradi in su, quindi avviene un passaggio di stato da uno stato aeriforme a uno stato solido, con un salto del passaggio di stato intermedio che è quello liquido. Quindi nell'arco di un secondo si passa dal gas di scarico all'altissima temperatura, da 500 gradi centigradi positivi a meno 35, meno 40, meno 50. E quindi si ha il cristallo di ghiaccio. Bene, abbiamo visto dove si formano, abbiamo visto come si formano, andiamo avanti. Questo è il tipico spaccato di un motore di aereo. Velocemente, qui dove ci sono le due frecce arancioni e la presa d'aria, da lì entra l'aria, viene compressa dal compressore, viene mandata alle camere di combustione quei due contenitori rossi, li brucia con kerosene, aria ed aria, passa sulla turbina, esce dal cono di scarico e dà spinta all'aereo per andare avanti, per volare. Una nota tecnica molto importante: in meteorologia, fin dall'inizio del XIX secolo, quindi diciamo intorno più o meno al 1800, mi sentite? Stiamo intorno al 1840-1830. Conviene cambiare